Debutta al Vinitaly nella sua nuova vita di agricoltore l'ex presidente della regione siciliana Totò Cuffaro. Basta la gamma dei vini bianchi e rossi, autoctoni e internazionali prodotti dalla Tenuta Cuffaro, l'azienda agricola dell'ex governatore che si trova a San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania. Abbiamo portato i vini che fa l'azienda, abbiamo uno Chardonnay in purezza, abbiamo uno Chardonnay col Viognier e un Traminer come bianchi. Poi come rosso abbiamo un Petit Verdot, un Tempranillo, poi abbiamo un vino molto sperimentale che è un Nero d'Avola che abbiamo appassito sui tralicci e poi vinificato. Poi abbiamo una novità che è il Bianco d'Ida, che è un vino frizzantino di 11 gradi e 50 che piace molto ai giovani, insieme a un Brutti che viene vinificato con metodo Cham ed è un Petit Verdot che sta dando degli ottimi. L'agricola produce anche quasi 5.000-6.000 bottiglie di olio. Le cultivar sono la nocellara dell'Etna, la nocellara del Belice e poi facciamo la Tonda Iblea che è una tipica cultivar dell'areale dove si trova l'azienda. In questa nuova vita da agricoltore come si sta trovando? Mi trovo molto bene perché ho sempre amato l'agricoltura, è bello veder crescere l'uva, le piante, le vigne, le olive, vederle trasformare in prodotti, stare a contatto tra il cielo e la terra, respirare i profumi. Tra l'altro io in azienda produco anche molti fichi d'India che stanno dando un buon risultato sul piano commerciale. È una vita fatta sempre di passione, di lavoro, di sacrifici, è una vita molto più serena, molto meno rischiosa di quella del politico e dico soprattutto che ho trovato la possibilità di vivere più a contatto, più vicino a mia moglie e ai miei figli e questo per me è già un grande risultato. La Sicilia protagonista al Vinitaly, il vino è anche cultura. Vino è cultura e storia. Abbiamo voluto dare una mano noi dei beni culturali per caratterizzare in termini di memoria e di cultura questo padiglione e quindi l'importanza e la bellezza della produzione vitivinicola siciliana che come è noto ha raggiunto livelli di eccellenza a livello mondiale. L'abbiamo voluto fare portando degli oggetti che simboleggiano da un lato il vino come elemento di aggregazione, il simposio, la riunione e poi anche il vino come trasporto e quindi come commercio, quindi alcune anfore e alcuni oggetti da mensa.